Agli arresti domiciliari il 36enne che ha aggredito il manager della sanità a Bramezza. La misura è però scattata per la violazione del divieto di avvicinamento ai gestori di un noto locale. A Trebaseleghe i funerali di Martin Pattaro, il quindicenne ucciso da un'auto mentre attraversava la strada in bici. Domani, nel lunedì, ad Arzignano l'addio ai due amici travolti mentre erano in moto. Sala giochi in un ristorante troppo vicino a un centro disabili. Il TAR del Veneto ha dato ragione al comune di Preganziol che aveva bloccato l'attività come prevede la legge regionale sul contrasto alla ludopatia. Ecco vandali scatenati davanti al CER di Spercenigo di San Biagio di Callalta. A incastrare le immagini delle fototrappole emerge anche una storia di probabili svuotacantine abusivi. Apprensione per un bambino di 1 anno ricoverato all'ospedale di Belluno con la sindrome emolitica uremica causata da latticini non pastorizzati. È il terzo caso in Ulls Dolomiti. Ospite a Focus il politologo Paolo Feltrin ha spiegato perché a candidato presidente del centrodestra potrebbe essere chiamato un uomo delle istituzioni e in particolare il presidente della Camera. Dialogo interreligioso e intelligenza artificiale sono i due temi di grande attualità che verranno affrontati nel percorso formativo degli insegnanti delle scuole paritarie della FISM Treviso. Nei vigneti è iniziata la raccolta delle prime uve, arrivati i dati in gran parte positivi per le previsioni di raccolta, a preoccupare sono però gli effetti dei dazi americani. Vinta la sfida con il maltempo, in 30.000 a Vittorio Veneto per assistere allo spettacolo dei tradizionali fuochi d'artificio dedicati alla patrona Sant'Augusta. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque si trova agli arresti domiciliari il 36enne che nei giorni scorsi ha aggredito il manager della sanità Carlo Bramezza. La misura è però scattata per la violazione di un divieto di avvicinamento ai gestori di un noto locale. Sullo sfondo ci sarebbe anche il cattivo funzionamento del braccialetto elettronico. Da Treviso parte un appello al ministro Nordio. È un collage inquietante di violenze, atti persecutori, minacce, quello che emerge con l'individuazione del 36enne trevigiano, autore da ultimo dell'aggressione shock ai danni del direttore generale dell'Ulss 7, Carlo Bramezza, episodio che risale al 19 agosto in via Martiri della Libertà. L'uomo sottoposto a giudizio direttissimo si trova ora ai domiciliari, ma non per le botte al manager, per cui è stato identificato dalla Polizia di Stato, quanto per aver violato il 20 agosto una misura cautelare che gli imponeva di non avvicinarsi ai titolari del Plenus Bistrò, locale che si trova in piazza Crispi e dove il clima da tempo era diventato incandescente. Sullo sfondo una condanna per stalking a 1 anno e 2 mesi con lo stesso 36enne che dal 2023 sottoponeva a un inferno pressoché quotidiano i gestori del bar, dal quale era stato in precedenza licenziato. Gomme bucate, telefonate minatorie, persino un'irruzione che aveva provocato il panico tra i clienti. Prima ancora della condanna l'uomo era stato ammonito dal questore e dotato di braccialetto elettronico. Il pregiudicato, che doveva tenersi a una distanza di almeno 500 metri dal locale di piazza Crispi, ha quindi violato il divieto 24 ore dopo l'agguato a Bramezza, avvenuto sempre nella stessa zona, a poche decine di metri in linea d'aria. Il sospetto quindi è che il braccialetto elettronico non abbia funzionato, moltiplicando rischi e pericoli. Il braccialetto elettronico come idea è un'idea molto interessante perché dovrebbe suonare e tutelare la persona che è perseguitata e quindi chiamare i carabinieri, ma purtroppo non funziona, quindi caro Nordio fai qualcosa. Antonella Tocchetto, da esperta di diritto di famiglia, segue tante donne vittime di stalking. Il problema non è tanto il giorno che posso urlare se sto camminando per la città, ma di notte se lui si avvicina e mi spacca una finestra ed entra in casa e mi uccide, queste donne non vivono e non dormono. Sembrano invece funzionare le telecamere usate per l'identificazione del soggetto subito dopo l'aggressione a Bramezza, strumenti fondamentali, afferma il sindaco Mario Conte, che sottolinea come ora la giustizia debba fare il proprio corso. Sulla falsariga il vice sindaco. Si è intervenuto e subito è stata intercettata questa persona e speriamo venga punita in maniera importante. Non funziona i braccialetti elettronici, ma qua diciamo che il comune non è responsabile, bisogna capire con la questura, la prefettura cosa eventualmente non ha funzionato, però bisogna rivolgersi a loro, non è un parametro di sicurezza che seguiamo noi.
Diversi giovani nel pomeriggio di oggi sono stati nel frattempo identificati in via Risorgimento a Treviso. L'operazione è stata condotta dagli agenti delle volanti che hanno chiesto anche il supporto della polizia locale. Da chiarire la causa dell'intervento verso le 5 del pomeriggio, a quanto pare una questione di disturbo da parte di questo gruppo di giovani. Il movimento di uomini e mezzi non è passato inosservato, non si esclude che i toni stessero anche cominciando ad accendersi tra due gruppi rivali, uno composto prevalentemente da cosiddetti maranza. È stata una settimana, sono stati giorni di lutto in Veneto, molte le giovani vite che si sono spezzate lungo le strade. Domani Arzignano, nel Vicentino, osserverà il lutto per il primo dei funerali dei 2 ragazzi morti in moto ad appena 16 anni. A Trebaseleghe oggi invece i funerali di Martin Pattaro, il 15enne studente di un istituto superiore di Castelfranco Veneto, ucciso da un'auto mentre attraversava la strada in bicicletta. I palloncini a forma di auto per ricordare la passione di Martin per i motori, i girasoli gialli e arancioni come la sua bici, i fiori delle calde giornate d'estate quando usciva per le sue pedalate. Gli abbracci dei compagni di scuola, di break dance, di un intero paese avvolgono i genitori del 15enne investito e ucciso da un'auto mentre attraversava una strada a Loreggia lungo la ciclopedonale Treviso-Ostiglia. La chiesa di Trebaseleghe contiene a fatica le persone, 1 migliaio circa, che hanno partecipato ai funerali di Martin Pattaro. Difficile anche per il parroco Don Rolando trovare le parole per spiegare una morte così ingiusta. Sono convinto che ora Martin sembra dirci: cercate Gesù. Lo dice al suo papà, alla sua mamma, lo dice ai suoi amici: cercate Gesù. Fabrizia, Alessandro, cercate Gesù. È difficile, ma cercatelo. Aggrappatevi a quel gancio del cielo che si chiama fede e speranza e troverete quella pace che adesso sembra così lontana e impossibile. Ai tanti amici di Martin l'invito a cercare il bene, a coltivare le passioni proprio come faceva il 15enne che aveva tantissimi interessi. E voi amici di Martin, è bello che siate tutti tanti qui, tanti proprio. Anche voi vivete la vita spensierata come quella di Martin, ma cercate Gesù. Il messaggio straziante della fidanzatina Gioia che gli faceva sempre brillare gli occhi. Come faccio senza aiutarmi a fianco? Eri il mio salvagente ed io ero il tuo, principe mio, eri uno spericolato in bici, ti piaceva la guida. Mi dicevi sempre, mi fa sentire libero, lontano da tutti e da tutto. La danza con l'associazione Two Step, la fotografia, le auto, la sua vivacità ricordata anche dalla zia. Eri una forza, quella forza che ora mi hai dato tanto per stare accanto alla tua mamma, al tuo papà, ai tuoi nonni e al tuo zio. Sarai il nostro angelo che non smetterà mai di sorridere. Questo sarà un saluto, non un addio. Ciao Martin. Una famiglia distrutta dal dolore che in queste ore ha dimostrato grande umanità e compassione. I genitori Fabrizio e Alessandro hanno donato gli organi del figlio. Quando la bara esce è il rombo dei motori a salutare Martin per l'ultima volta e i palloncini lo raggiungono in cielo dove lo immaginiamo ballare la sua amata break dance. Lasciamo questa pagina, andiamo a Preganziol per parlare di contrasto alla ludopatia, perché una sala giochi in un ristorante troppo vicino a un centro disabili è stata definitivamente stoppata dal TAR del Veneto, che ha dato ragione al comune che aveva bloccato l'attività come prevede la normativa regionale. È davvero una notizia che appendiamo come una medaglia al petto importante, perché tocca un tema, quello del gioco che spesso diviene gioco patologico, che è davvero una piaga sociale per molte famiglie a numeri inquietanti. Stop del TAR alla creazione di una sala giochi all'interno di un ristorante pizzeria di Borgo Verde a Preganziol. Il Tribunale amministrativo del Veneto ha confermato la decisione presa dal comune, che aveva invalidato la segnalazione certificata di inizio attività
attività e bloccato l'installazione di slot machine e quant'altro perché è troppo vicina a una struttura residenziale per persone con disabilità. La legge regionale sul contrasto alla ludopatia impedisce l'attività di gioco d'azzardo entro i 400 metri da luoghi cosiddetti sensibili, come in questo caso un centro disabili. In quella zona ce ne sono a poche centinaia di metri, ben 2, in particolare Casa Sole dista 363 metri. Nel 2024 i titolari del ristorante avevano presentato ricorso sostenendo che la distanza andasse calcolata dall'ingresso principale della struttura, ma prima per il comune e ora anche per il TAR tutti gli accessi, anche quello con il percorso pedonale più breve, vanno considerati ai fini del calcolo, basta che l'accesso esista. Poco importa che venga usato poco o sia chiuso con un lucchetto. Si ribadisce un principio che sulle norme è scritto, che poi magari nell'applicazione però trova a volte degli escamotage o delle scappatoie che rischiano di essere un po' pericolose e di lasciare spazio all'insediamento di strutture in queste situazioni. La tutela della salute pubblica è il fulcro, l'obiettivo principale di queste normative e siamo felici che effettivamente poi i comuni possano essere messi nelle condizioni di tutelare effettivamente i soggetti più vulnerabili e più facilmente esposti ai pericoli del gioco d'azzardo. Ecovandali invece scatenati davanti al CER di Spercenigo di San Biagio di Callalta a incastrare le immagini delle fototrappole, ma anche una serie di indizi trovati nei sacchi dell'immondizia abbandonati, ed emerge anche una storia singolare dei probabili svuotacantine abusivi. Arriva con l'auto sgommando, scende imprecando ed abbandona a terra 7 sacchi pieni di rifiuti di ogni tipo. In macchina c'è pure la figlia. È il primo dei 3 casi di ecovandali individuati grazie all'indagine congiunta degli addetti alla vigilanza del Consiglio di Bacino Priula e della Polizia Locale del Comune di San Biagio di Callalta. Siamo a Spercenigo davanti all'ecocentro di Via De Gasperi. Nel secondo caso ad abbandonare le immondizie è una famiglia di 12 persone residente in zona che si è liberata di rifiuti ingombranti. L'ultimo caso, il più eclatante per quantità di rifiuti, è quello di una famiglia di Riese Pio X, abbandonati nel piazzale oltre 10 metri cubi di cianfrusaglie di ogni genere stipate in sacchi neri, una vera e propria montagna dentro la quale però si nascondeva anche la chiave per risalire ai responsabili. Fototrappole e ispezione alla fine hanno portato all'individuazione degli ecovandali. Parlo a quelli che vogliono abbandonare, se ci guardano, vi troviamo sempre telecamere o indizi. Gli indizi parlano di voi abbandonatori, quindi prima o dopo vi becchiamo. Noi come amministrazione comunale di San Biagio di Callalta su questo tema qua intendiamo proseguire in questa strada qua e soprattutto l'implementazione di telecamere, di fototrappole ulteriori. Fondamentali dunque le immagini ma anche le analisi degli indizi che quasi sempre si nascondono tra i rifiuti. Effettuata questa attività di sopralluogo di accertamento parte tutta l'attività investigativa insieme in questo caso a Bacino Priula, che poi ci porta quasi sempre, direi sempre, ad individuare ai trasgressori, a chi ha fatto l'abbandono. Nell'ultimo caso gli indizi hanno evidenziato una storia particolare che può fungere da monito per tutti coloro che devono sgomberare cantine o locali. Hanno dovuto sgomberare la propria casa. Allora una famiglia normale, se commette un atto incauto, tipo la consegna a uno che passa, che fa lo sgomberatore in nero magari, o che non ha tutte le autorizzazioni per trasportare i rifiuti, questa impresa precaria, questo abbandonatore su commissione, è arrivato da Riese fino a qua. Quindi attenti a chi date i rifiuti, perché troviamo voi, a cui vi arriva la multa, se fate la stessa cosa, e ovviamente se troviamo anche chi materialmente ha fatto la questione, è obbligato anche lui. Andiamo alle elezioni regionali adesso, la politica dunque, ospite a Focus del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, il politologo trevigiano Paolo Feltrin ha spiegato perché a suo modo di vedere a candidato presidente del centrodestra potrebbe essere chiamato un uomo delle istituzioni. Se io voglio fare scambi qui e ora e trovare caselline interessanti, obiettivamente la casellina della Presidenza della Camera è una casella interessante che può essere lasciata vuota, detta in termini, se volete, un po' brutali. Se Salvini chiede a Fontana di candidarsi in Veneto, obtorto collo non vorrebbe farlo, ma Fontana si candida in Veneto, no? Ma questo può valere anche ad esempio per Nordio. Certo.
Di solito si chiamavano candidature civiche, ho visto nei giorni scorsi che usano un diverso sinonimo, candidature istituzionali. Poco. Una candidatura istituzionale, che sia il Ministero della Giustizia, che sia la Presidenza della Camera o qualcos'altro del genere, avrebbero il pregio di lasciare libere caselle importanti su cui giocare a domino. Esempio, potrei spostare un ministro alla Presidenza della Camera e a quel punto innescare un domino nei ministeri e trovare spazio anche per Zaia. Ecco che allora avrei risolto 2 problemi con una fava. Il candidato in Veneto e il posto per Zaia a un qualche ministero. Io immagino che stiano ragionando in questi termini. Cosa mi dai oggi in cambio di oggi, non cosa mi dai oggi in cambio di dopodomani. Fontana avrebbe un altro vantaggio, che è vero che cedo il candidato alla Lega, ma è un candidato istituzionale, cioè non è esattamente l'uomo di partito tout court. Ecco, è avanti così, no? È appunto, tra virgolette, una candidatura, come la chiamavano, istituzionale. Fin qui il ragionamento di Feltrin. Noi torniamo nel capoluogo adesso, proprio a Treviso, per un caso che sta facendo molto discutere, perché sono partiti in via Lotto i lavori per la costruzione di una palazzina a 5 piani con l'abbattimento di una villetta. Residenti e cittadini hanno ricorso al TAR, che per ora ha bloccato l'abbattimento degli alberi secolari. Che non vedrò più il sole, è uno schifo. Pazienza. La palazzina di 5 piani, che sorgerà in via Lotto, a ridosso della Restera e in un'area naturale tutelata e vincolata, non trova certo il favore di residenti e cittadini che si sono costituiti in comitato per impedirne la costruzione. Il ricorso al TAR per ora ha bloccato solo l'abbattimento degli alberi storici. La richiesta di accesso agli atti ha tra l'altro evidenziato che un primo parere aveva negato il permesso edificatorio. Grazie ai documenti messi a disposizione dall'amministrazione comunale alla fine di luglio abbiamo appreso che l'ente parco e la sovrintendenza avevano dato inizialmente, circa un anno fa mi pare, parere negativo a questo intervento. Poi successivamente, sulla base di una interlocuzione con i costruttori, il parere è stato mutato in parere positivo e quindi in autorizzazione paesaggistica. Anche all'ente Parco del Sile sono stati chiesti documenti di riferimento, ma non sono ancora arrivati. Perché? Questo non lo so, insomma, questo avrebbe degli obblighi anche temporali di provvedere i documenti in tempo, immagino che sia periodo di ferie, personale ridotto, diciamo, posso interpretare in questo modo, diciamo, un po' di ritardo, ma spero che arrivi presto tutto quanto ci serve anche per motivare al meglio il ricorso al TAR che adesso faremo. Permessi che comunque il costruttore dice di avere e legalmente. Fa specie che un ente come il Parco del Sile, che sappiamo essere super attento rispetto a piccoli interventi dei privati, penso all'installazione di pannelli solari come di siepi o altro, invece su progetti di larga scala come questo, diciamo, dimostra in qualche modo una permissività che sorprende, ecco. La zona di Fiera è stata e sarà interessata da grandi trasformazioni edilizie, dal bosco verticale all'ex Enel ai mulini Mandelli. L'area non sarà più la stessa. Bisogna riflettere su che tipo di trasformazioni noi vogliamo che avvengano a Treviso e in zone in particolare modo come la Restera, dove un valore derivante dal fiume, derivante dalla Restera, che è un valore pubblico, un valore che viene dalla storia di quel contesto, possa essere usato per estrapolare della rendita senza un vero e chiaro beneficio pubblico. E questo secondo me è il punto più importante. Che tipo di beneficio viene per la comunità da un intervento di questo tipo? Fin chi contesta naturalmente l'intervento, li avete sentiti, parlano rispetto a questa nuova palazzina sia il costruttore Setten che l'assessore all'urbanistica Andrea De Checchi. Intervento legittimo e regolare, dice, la palazzina sarà ecosostenibile. Per ottenere tutti i permessi per costruire la palazzina di 5 piani G-Round che sorgerà alla fine del 2026, il costruttore Federico Setten ha impiegato oltre 2 anni. Tutto in regola quindi, anche rispetto al primo parere negativo che era stato dato dall'ente Parco Sile, che da noi interpellato ha preferito non rispondere. Tecnicamente un preavviso di diniego. Si trattava di verificare la correttezza nel recepimento della distanza
Siamo andati a meglio illustrare la modalità con cui è stata presa la distanza dall'acqua del fiume Sile, e interrogato anche il Genio Civile, ha confermato, e l'ente parco ha rilasciato parere favorevole. La scelta inoltre di non avvalersi del piano Casa Veneto 2050 ha ridotto di 2 piani la volumetria di un edificio che sarà costruito seguendo i più moderni criteri di sostenibilità. Prima c'era una villetta alimentata a gas e carburante. Saranno in totale 7 unità abitative. Con che prezzi? Se parliamo di metro quadro andiamo indicativamente dai 3.300 ai 4.400, cioè sono prezzi, considerando cosa costa oggi costruire, assolutamente di mercato. Il ruolo del Comune in tutto questo? Quasi uno spettatore e un regolatore della legalità degli interventi, proprio perché il costruttore ha rinunciato al piano Casa Veneto 2050, preferendo la via diretta. Il Comune poi, come detto direttamente ai cittadini, in interventi di questa natura non ha alcun tipo di competenza particolare, nel senso che è meramente legata alla regolarità formale, perché sono interventi di natura diretta per i quali l'autorizzazione paesaggistica, essendo in ambito di Parco del Sile, viene rilasciata dal Parco per il tramite della sua intendenza. Il Comune ha però fornito l'accesso agli atti ai cittadini ricorrenti incontrati durante l'ultimo Consiglio Comunale e si augura che la tutela degli alberi sia rispettata, ma l'assessore si dispiace che la vicenda sia strumentalizzata. Non abbiamo consentito alcuna deroga sulle altezze, cosa che ad esempio l'amministrazione di centrosinistra non ha fatto rispetto al bosco verticale. Quindi devo dire vicinanza ai cittadini e dispiacere nel vedere che associazioni che dovrebbero avere a cuore solamente la tutela del paesaggio, la tutela ambientale, dei beni del nostro paese, in realtà pensano più a fare politica. Quanto alla capacità edificatoria volumetrica, questa era già presente nel piano del 1972. Apriamo ora invece la pagina dedicata alla vendemmia, perché nei vigneti è già iniziata la raccolta delle prime uve e sono arrivati i dati in gran parte positivi proprio delle previsioni di raccolta. Nonostante le ondate di maltempo e un andamento climatico altalenante, specialmente a luglio, la produzione di uva nel Veneto è stimata in aumento di circa il 4% rispetto al 2024, attorno ai 14 milioni di quintali. I dati sono del report di Veneto Agricoltura presentato durante l'incontro del trittico vitivinicolo organizzato da Regione Veneto, Veneto Agricoltura, ARPAV e CREA. Le rese si mantengono stabili o in lieve aumento, mentre la qualità delle uve è giudicata da buona a ottima, con aspettative elevate anche per i vini che saranno prodotti nelle prossime settimane. Sono in sofferenza i vigneti biologici, dove hanno inciso negativamente le malattie delle piante e con l'incognita di possibili fenomeni di marciume acido o botryte se le piogge dovessero intensificarsi durante la vendemmia. La raccolta delle uve è già iniziata per le varietà più precoci come Pinot e Chardonnay per le basi spumante, mentre la raccolta della glera partirà intorno al 5 settembre. A seguire toccherà il Merlot dal 10 settembre, a seguire Corvina, Garganega e tutte le altre varietà tipiche. I dati migliori riguardano le province di Vicenza e Verona, per le quali l'annata si annuncia particolarmente positiva, con aumenti fino al 15% per Merlot e al 10% per Corvinone e Garganega. Bene anche Padova e Rovigo, dove si prevede un incremento fino al 10% per Glera, Pinot Grigio, Merlot e Cabernet. Belluno rimane sostanzialmente stabile rispetto al 2024, mentre sono in chiaroscuro i dati di Venezia, più 5% Glera, più 3% Chardonnay, meno 3% Pinot Grigio, e di Treviso, dove quest'ultimo vitigno cresce del 2%, ma la Glera scende del 3%. La tendenza positiva riguarda tutto il Triveneto, con la produzione del Friuli Venezia Giulia stimata in crescita del 10%, mentre in Trentino Alto Adige si prevede un incremento del 5-10%. Scenario complessivo, questo l'avete sentito, che va gestito. Ascoltiamo il commento dell'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner. Un secondo trittico che si conferma positivo per quanto riguarda il settore vitivinicolo, la vendemmia 2025, sia per quanto riguarda le quantità che la qualità delle uve.
un po' di preoccupazione per quanto riguarda il sistema delle esportazioni, in quanto i dazi americani confermano il 15% su questo settore, quindi siamo in attesa anche di sapere quello che sarà il pacchetto vino dell'Unione Europea, che prevede alcune agevolazioni per questo settore, che ci permetterà, soprattutto per la promozione dei paesi terzi, di poter continuare a spingere diversificando magari i mercati oltre a quello americano. Il focus sul prosecco nella Marca. Adesso la vera preoccupazione è la stabilità, dicono dal comparto, dell'accordo tra America e Unione Europea. È la stabilità del mercato americano la vera preoccupazione dell'agricoltura veneta. Dopo la conferma del 15% per tutto l'agroalimentare italiano, è questa la posizione di Gian Giacomo Scotti Bonaldi, recentemente passato dalla presidenza della Confagricoltura trevigiana a quella regionale. Con questa presidenza americana noi non siamo sicuri se questo sarà il nostro futuro nei prossimi anni. Non si sa mai se un cambio di umore, uno sbalzo di umore possa riportare a riprendere alcune decisioni che sono lasciate sospese. Ma questo 15% peserà davvero tanto sul settore del vino? Ma sul settore del vino, su alcune tipologie di vino può incidere più che altre. Andando sul pratico, se una bottiglia di Prosecco DOC viene importata in America a 4 euro di media, il dazio è di 60 centesimi. Discorso diverso invece per le DOCG importate a 10 euro, con quindi un dazio di 1,5 euro. A questo comunque va aggiunta la svalutazione del dollaro, che significa minore propensione al consumo per beni non essenziali come i vini. Ma al di là di questa incertezza resta la consapevolezza di dover subire comunque il male minore, quindi tra un tasso al 25% solo per alcuni prodotti con l'esenzione totale per i vini e il 15% per tutti. Meglio il 15% anche sul vino o il 25% sul parmigiano reggiano e grana padano? Allora dico questo, meglio zero e ribadisco zero su tutto, come dovrebbe essere nei rapporti commerciali internazionali. Oggi non è così, avere un abbassamento a livello veneto di tutti i dazi sui vari prodotti è chiaro che è la soluzione migliore, perché cerchiamo di non mettere in difficoltà alcuni settori che veramente se no uscirebbero da quei mercati con gravi ripercussioni sull'economia interna. E come sempre, sottolinea infine il presidente di Confagricoltura Veneto, da un momento di difficoltà in agricoltura nascono sempre nuovi stimoli, che in questo caso significa cercare anche nuovi clienti. Adesso dobbiamo investire nella promozione sul mercato americano, che non possiamo sostituire nel breve termine e probabilmente anche nel lungo, e trovare nuovi mercati di sbocco delle nostre merci, dei nostri prodotti principali, che devono potersi sviluppare sempre di più. Quindi non ci dobbiamo chiudere, dobbiamo investire ancora di più. Abbiamo sentito quanto il meteo influisce sulla produzione anche del vino, e allora attenzione, perché scatta una nuova allerta proprio in queste ore. Fino a domenica persisteranno condizioni di variabilità con tempo a tratti instabili. Una nuova fase di maltempo è attesa da oggi fino alle 14 di domani, con rovesci temporali soprattutto tra prealpi e pianura, dove non si escludono fenomeni intensi. La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta gialla, in particolare per i bacini del Basso Piave, e bacino scolante in laguna, Bacchiglione e Basso Brenta, con possibili criticità idrogeologiche e allagamenti in sottopassi e locali interrati. Purtroppo in questi giorni ne abbiamo avuto una dimostrazione. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate naturalmente con noi, torniamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta da studio. Allora parliamo della FISM, la Federazione delle Scuole Materne Cattoliche, perché ha deciso di avviare a un percorso formativo gli insegnanti. Due i temi di grande attualità che verranno affrontati: dialogo interreligioso ed intelligenza artificiale. Quasi un bimbo su 4 nella Marca proviene da famiglie di origine straniera, Africa, Europa dell'Est, Cina, con relative culture e religioni che per forza di cose entrano anche nelle classi frequentate dai bambini, con tutta una serie di problematiche che insegnanti ed operatori devono saper affrontare. E così, in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico, la FISM di Treviso ha deciso di lanciare la sfida, dedicare il piano formativo pedagogico 2025-2026 a due temi di grande attualità: il
il dialogo interreligioso e l'intelligenza artificiale. Ecco allora che le maestre delle scuole andranno a scuola di Islam, della religione ortodossa o di altre fedi per ampliare il proprio bagaglio formativo ed avere tutti gli strumenti per affrontare con il giusto approccio il cambiamento della società. Non mancherà il corso dedicato all'insegnamento della religione cattolica, in linea con le direttive ministeriali che lo configurano quale percorso culturale e non come catechesi. Per parlare di dialogo interreligioso, FISM Treviso, che conta circa 12.000 iscritti in oltre 200 scuole paritarie, si affiderà all'equipe di studi ecumenici di Venezia. Anche la Chiesa trevigiana ha accolto l'appello di Papa Leone XIV a vivere la giornata di oggi in digiuno e in preghiera, supplicando il Signore che ci conceda pace e giustizia e che asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti in corso. E dunque oggi pomeriggio l'appuntamento della diocesi con i missionari è stato quindi anche l'occasione per mettere in pratica la richiesta del Santo Padre. Alle 17 c'è stata la visita alla cattedrale, poi la preghiera con l'intervento del Vescovo Monsignor Michele Tomasi. Anche da Treviso si è invocato il dono della riconciliazione per la nostra terra che, come ha sottolineato il Pontefice, continua a essere ferita da guerre in Terra Santa, in Ucraina e in molte altre regioni del mondo. Cambiamo decisamente tema perché si discute in città, a Treviso, dell'ipotesi di uno stadio tutto nuovo, come su sollecitazione della nuova dirigenza del Treviso. Casugana non si tira indietro, ma detta le proprie condizioni. Ci vorranno 5-6 mesi per capire peraltro la posizione della squadra in classifica. A quel punto si valuterà cosa è necessario per eventualmente iscriversi a un campionato di livello superiore. Ogni decisione di fatto è rimandata a metà stagione, quando si capirà davvero se i biancocelesti saranno in grado di compiere il miracolo e quindi il passaggio di categoria. Di certo, fin da ora Casugana non esclude nessuna ipotesi sul tavolo, nemmeno quella di uno stadio tutto nuovo, avanzata dall'ormai prossimo presidente del Treviso Calcio, Alessandro Botter. Mi sembra che lui abbia indicato la Porta del Leon, la dogana, però ripeto, è un'area pubblica, bisogna vedere quello che è un project finance, quello che sono tutte le procedure di assegnazione, quindi siamo ancora veramente agli inizi. Nessuna pregiudiziale quindi, solo una condizione imprescindibile di natura urbanistica. Siamo anche la città Greenleaf, che il consumo di suolo sia a zero, sono addirittura sia in termini positivi nel non consumo, quindi dovremo capire anche come intervenire e cosa realizzare. Secondo lei meglio uno stadio nuovo o intervenire sull'esistente? Beh, a me piace di più, valorizzare l'esistente, perché il Tenni è in una posizione strategica in centro, è uno stadio storico e quindi c'è anche un certo affetto nostro e dei tifosi, però è chiaro che poi bisogna vedere quello che sono le esigenze della categoria o di categorie superiori e cosa è possibile realizzare, e qui saranno gli ingegneri a dirci cosa fare. Si è temuto ieri che il maltempo impedisse i tradizionali, storici fuochi di Sant'Augusta a Vittorio Veneto. In realtà si sono svolti e come 30.000 persone col naso all'insù a vederli. Vediamo. Il cielo si è acceso a Serravalle per i festeggiamenti di Sant'Augusta, patrona di Vittorio Veneto, dando vita a coreografie luminose sopra lo sguardo incantato di migliaia di spettatori. Scampato il rischio di annullamento a causa del maltempo, un tripudio di luci e colori ha trasformato la notte in una festa per gli occhi e per il cuore, tra applausi e meraviglia collettiva. Oltre 30.000 presenze per uno degli appuntamenti pirotecnici più attesi in Veneto, secondo solo ai Fuochi del Redentore di Venezia. Soddisfatta la sindaca Mirella Balliana, che ha ringraziato i più di 100 volontari, il comitato festeggiamenti, commercianti e residenti per la collaborazione, ricordando l'importanza delle misure di sicurezza in eventi così partecipati. Dopo i fuochi, spazio alla musica. Questa sera alle 21 in Piazza Flaminio il concerto gratuito dei Velvet Vibes e fino a domenica giostre e attrazioni. Una città in festa che anche quest'anno ha celebrato Sant'Augusta con numeri da record e un'atmosfera magica. Così a Vittorio Veneto. Allora abbiamo parlato del meteo, andiamo a sentire come sempre, come ogni venerdì, le previsioni del nostro generale Giancarlo Iannicelli. Nuovo cambiamento in positivo grazie alla rimonta di un anticiclone, vedete dalla carta, interesserà soprattutto le regioni settentrionali, è limitato, non intenso, però è importante perché ha segnato la fine di un periodo di brutto tempo e comunque garantirà qualche giorno di tempo stabile. Infatti prevediamo
per domani ancora qualche fenomeno residuo, soprattutto di notte, ecco, le primissime ore, e poi nel pomeriggio ancora qualche limitato, isolato fenomeno, naturalmente più intenso e più esteso sui rilievi. E poi un miglioramento che ci accompagnerà per domenica con cielo in prevalenza sereno, ma anche per i primi giorni della prossima settimana. Nella seconda parte della prossima però avremo un peggioramento, si preannuncia anche intenso, ma questo lo confermeremo. Intanto i venti sono variabili, deboli, se c'è, localmente si intensificano, ma nulla di più. Le temperature, le minime intorno ai 18 gradi, le massime intorno ai 25. L'Alto Adriatico va dal mosso a localmente molto mosso. È tutto. E noi adesso allora andiamo alle notizie dal Bellunese. Partiamo dall'apprensione vissuta per un bambino di 1 anno ricoverato all'ospedale di Belluno con la sindrome emolitico-uremica, che è la causa principale di insufficienza renale in età pediatrica. Si tratta del terzo caso in ULSS Dolomiti. I casi di SEU ora sono saliti a 3. Lo scorso novembre a Cortina su una bimba di 3 anni, qualche settimana fa su un lattante di 10 mesi ed ora su un piccolo di 1 anno. La sindrome emolitica uremica, malattia tanto rara quanto insidiosa in età pediatrica, si sviluppa da infezioni intestinali di origine animale, spesso associata all'assunzione di latticini non pastorizzati. Ed è sugli alimenti somministrati al lattante di 1 anno che gli accertamenti del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 1 sono concentrati. Fino ad ora non sono emerse evidenze sul tipo di alimento che possa avere scatenato nel piccolo la SEU e l'attenzione resta alta perché la malattia, se non intercettata e diagnosticata tempestivamente, può presentare un decorso molto grave a danno principalmente dei reni ma anche del cuore e del cervello. L'alimentazione è la principale imputata. Per nessuna ragione i lattanti debbono essere somministrati alimenti crudi a partire dai latticini e derivati. Né alimenti crudi né alimenti non lavati. E quindi questo è molto importante, come anche ovviamente prima di preparare il cibo dei bambini, chi lo prepara deve lavarsi le mani. Certi tipi di alimenti e soprattutto come gestiamo questi alimenti sono molto importanti per ridurre i rischi di infezioni. La prevenzione perciò passa da un codice di comportamento a cui i genitori o chi si occupa dell'alimentazione dei lattanti debbono attenersi scrupolosamente. Ma la SEU può colpire anche i bambini più grandi e in Veneto in queste ultime settimane un caso di SEU è stato diagnosticato su un piccolo di 7 anni. Questa circostanza apre perciò una riflessione più ampia anche sull'alimentazione in età pediatrica e sulle abitudini alimentari e che potrebbe arrivare a interessare il ciclo di produzione e vendita dei prodotti lattiero-caseari, pensando a una pastorizzazione spinta per minimizzare i rischi per la salute. Nel frattempo il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti, anche per il tramite dei pediatri di base, continua il suo impegno nella divulgazione di regole che certo sono di buon senso, ma che possono diventare salvavita. E sempre a Belluno il caso delle dimissioni dell'assessore Franco Roccone. La minoranza valuta la gestione fin qui dell'amministrazione De Pellegrin e l'uscita di Roccone dopo quella di Simonetta Buttignon preoccupa. Un'amministrazione immobile e una maggioranza in confusione. Lucia Olivotto, capogruppo di Insieme per Belluno Bene Comune, passa ai raggi X la gestione di Palazzo Rosso, guidata dal sindaco Oscar De Pellegrin. Le dimissioni dell'assessore Franco Roccone fanno rumore non poco e contribuiscono ad alzare l'asticella dello scontro che lo stesso ex assessore nella sua lettera ha individuato all'interno delle forze di maggioranza. Questo passaggio sicuramente ci preoccupa per 2 motivi. Il primo motivo è che manca poco più di 1 anno alla conclusione di fatto del lavoro di questa amministrazione. Ricordiamo che recentissimamente è stato sostituito l'assessore al bilancio, l'assessore al personale e ora l'assessore ai lavori pubblici, quindi sicuramente questo passaggio non sarà, secondo noi, indolore su un'amministrazione che a nostro avviso è già molto ferma. E il secondo aspetto molto grave sono le motivazioni che ha dato l'assessore Roccone, che ci danno uno spaccato di grande confusione all'interno della giunta e della maggioranza. Per Olivotto le responsabilità sono
chiare. Qui è mancata l'attività e l'azione del sindaco, il quale dovrebbe essere il collante della sua giunta e della sua maggioranza, dovrebbe essere colui che fa sintesi. Per la capogruppo di Insieme per Belluno Bene Comune, se è mancata questa figura, difficile pensare ad un sereno proseguo dell'attività amministrativa più forte e con progetti per il futuro. Vorremmo vedere qualcosa al di là delle armi alla polizia locale e pensiamo tra l'altro che anche questo passaggio sulle strisce blu e questa causa, diciamo così, delle dimissioni sia tutto sommato un pretesto e che l'assessore Roccon alla fine abbia pagato un prezzo che sinceramente non pensiamo che sia tutto suo. Da fronte della maggioranza arrivano i ringraziamenti a Franco Roccon, da Belluno al Centro, da Fratelli d'Italia. Forza Italia con la Gru e Ferro rivendica d'essere stato tra i promotori della riflessione politica sul ruolo di Roccon e respinge al mittente le accuse ricevute dall'ex assessore. Ora è scattato il totonomi, detto che temporaneamente il sindaco ha assunto le deleghe in capo a Roccon. In queste ore circola insistente il nome dell'architetto Franco Freson, una lunga esperienza negli esecutivi di Palazzo Rosso, con Maurizio Fissarol prima e Jacopo Massaro poi. Sua la firma sul piano di assetto territoriale nel 2022. Freson potrebbe avere già avuto colloqui preliminari con il sindaco De Pellegrin, visto che la sua presenza non è passata inosservata al secondo piano di Palazzo Rosso. Alleggeriamo in chiusura con le spettacolari immagini realizzate dai carabinieri del reparto biodiversità di Belluno, che in coincidenza con il maggiore afflusso turistico della stagione estiva ha schierato pattuglie a cavallo insieme ai nuclei carabinieri forestali nelle aree di particolare pregio naturalistico individuate dalla Regione. Il servizio di vigilanza, cosiddetta ippomontata, costituisce un supporto alla componente dell'Arma già operante sul territorio per la vigilanza delle aree protette, oltre che per la prevenzione di illeciti di natura ambientale. I cavalli in servizio al reparto biodiversità dei Carabinieri di Belluno nascono al centro di selezione equestre di Salet e vengono addestrati all'interno della riserva del Vincheto di Celarda di Feltre, da dove partono per le attività di vigilanza e di rappresentanza. Con queste immagini noi vi salutiamo, grazie per averci seguito, vi ricordo come sempre dopo di noi il meteo, una buona serata a tutti, arrivederci.